Una decisa spallata il contrabbando internazionale di gasolio, quella assestata dai finanzieri della compagnia di Gorizia con l'operazione Traffic 2. 3 arresti e 83 denunciati, di cui 50 stranieri e 33 italiani, sequestrati 36 mezzi e 851.000 litri di carburante per un controvalore complessivo di oltre 3 milioni di euro. I prodotti petroliferi prelevati da raffinerie dell'est europeo venivano importati in Italia per immetterli sul mercato, evadendo completamente le tasse. L'operazione su strada delle Fiamme Gialle è frutto di ripetuti blitz negli ultimi 2 anni. Cruciale il monitoraggio dei valichi con la Slovenia e dei caselli autostradali di Villesse, Monfalcone e Redipuglia. Spesso il gasolio veniva miscelato con olio vegetale o altri prodotti in modo da lucrare maggiormente sulla successiva commercializzazione, con effetti chiaramente dannosi sui motori dei veicoli. La destinazione del carburante dopo lo stoccaggio in depositi abusivi era per la gran parte ad aziende del centro-sud. Spesso il gasolio viaggiava in autoarticolati privi delle basilari dotazioni di sicurezza, una volta addirittura in una cisterna per il trasporto del latte. Le 86 persone coinvolte nell'inchiesta sono residenti nelle più disparate province italiane, fra cui anche Gorizia e Venezia. I reati contestati sono il contrabbando di gasolio e l'irregolarità nella circolazione di veicoli dediti al trasporto di prodotti petroliferi sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo. Gli sviluppi investigativi hanno consentito di accertare il consumo in frode sul territorio nazionale di un ulteriore 1.000.000 di litri di gasolio e l'omesso versamento di accise per 680.000 euro. Quasi tutto il carburante sequestrato è stato assegnato su disposizione della Procura di Gorizia al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'alimentazione dei mezzi di soccorso.